I periti avranno 90 giorni di tempo per depositare l'esito dell'accertamento disposto dal pubblico ministero Andrea Petroni per fare chiarezza sulla collisione in laguna che lo scorso 14 dicembre ha portato allo scontro violento tra la motonave privata Osvaldo, per fortuna senza passeggeri a bordo, e un motoscafo della linea 1 ACTV in servizio pubblico di linea. 5 le persone rimaste ferite, una delle quali in modo molto grave. Tutti si sono affidati a un legale come parti offese. Da cosa sia dipeso lo scontro, se ci saranno eventuali responsabilità e in che misura, lo si saprà non prima di Pasqua. L'avvocato Augusto Palese assiste Corrado Ballarin, il comandante della motonave privata, indagato al pari dell'altro conducente. Si è svolto innanzi al pubblico ministero, dottor Andrea Petroni, l'udienza di accertamento tecnico non ripetibile per la ricostruzione della dinamica del sinistro e per acclarare le responsabilità quanto all'accaduto. Il pubblico ministero ha nominato propri consulenti e così hanno fatto anche i difensori dei due indagati e delle parti offese. I consulenti del pubblico ministero avranno 90 giorni per depositare le proprie conclusioni e si è già svolto il sopralluogo sui mezzi coinvolti nell'incidente. Tutti convengono sul fatto che i feriti dovranno ricevere un congruo risarcimento. Indipendentemente dall'esito degli accertamenti in ambito penale, si farà il massimo possibile affinché le persone ferite nell'incidente vengano adeguatamente risarcite dalle compagnie di assicurazione dei mezzi coinvolti, che dovranno così svolgere la loro fondamentale funzione, che è anche di natura sociale.